Buongiorno, ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali e dunque in apertura l'avete sentito, le campane a festa, la notizia davvero attesa è arrivata. Alberto Trentini è stato liberato dopo 423 giorni di prigionia, è stato scarcerato nella notte, sta bene, ora si trova nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas, lo ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani, ha appena informato, dice la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha seguito la vicenda in prima persona. Ho parlato con i nostri due connazionali, ha detto sono in buone condizioni e rientreranno presto in Italia, spiegando anche che insieme a Trentini c'è l'altro italiano, il torinese Mario Burlò. L'aereo che li riporterà a casa, ha fatto sapere la Premier, che ha espresso gioia e soddisfazione per la liberazione, è già partito da Roma. Le prime parole di Alberto Trentini sono: posso avere una sigaretta? Questo dunque sono le prime notizie, notizia davvero attesa, erano giorni che insomma anche la famiglia attendeva questa notizia ed è finalmente arrivata. Alberto Trentini dunque è libero e ci racconta tutto dal Lido di Venezia il nostro Lorenzo Maier insieme a Sandro Ponchio. Lorenzo, buongiorno, insomma campane a festa, insomma l'Italia intera davvero è felice per questa liberazione. Buongiorno Daniela, a te e ai nostri telespettatori di Antenna 3. Sì, è una giornata di festa qui a Venezia, una giornata di gioia. Erano le 7:05 di questa mattina quando il parroco Don Renato Mazzuia, avute tutte le conferme del caso, ha fatto suonare a distesa le campane qui della parrocchia di Sant'Antonio. Subito è partito l'invito via messaggio, alle 9 si è celebrata una messa di ringraziamento presieduta appunto da Don Renato, che è sempre stato molto vicino alla famiglia e alla comunità, che è stata sempre molto vicino ai trentini. Qui al Lido è una giornata fredda, ma la gioia di oggi non fa sentire meno anche il freddo, nel senso che c'è un grande sentimento di calore, di affetto umano e di riconoscenza. Ci troviamo sempre qui davanti, come lo siamo stati negli ultimi giorni in via Paoluccio Anafesto, dove abitano i trentini e dove presto tutti si sperano di poter riabbracciare. Alberto, siamo con il presidente della municipalità Emilio Goberti, che è stato presente in tutto questo periodo, era con noi anche qualche giorno fa quando hanno cominciato a intensificarsi le trattative per la liberazione. È presumibile i genitori di Alberto, Armanda e Ezio, attraverso una nota dell'avvocata Alessandra Ballerini, hanno ringraziato tutti, però hanno chiesto almeno per oggi un po' di pace. Non si sono fatti vedere, qualcuno dice che siano in partenza o che forse lo siano già andati via, ma comunque sono in partenza certamente per Roma, dove nelle prossime ore è atteso il volo di Stato a Ciampino, dove potranno finalmente riabbracciare il loro figlio. Allora, Emilio Goberti, grazie per essere con noi. Come ha vissuto questa mattinata molto intensa? Buongiorno a tutti. Ma è una giornata bellissima, stupenda, malgrado la temperatura che ha riscaldato i cuori non solo, penso, della famiglia, ma di tutta la comunità lidense di Pellestrina e forse probabilmente anche di tutto il comune di Venezia. Una notizia stupenda che attendavamo da giorni e che pone fine a questa situazione assurda durata più di 400 giorni, assurda perché non se ne conoscono ancora oggi i motivi, che ha fatto sprofondare nell'angoscia i familiari, che adesso penso stiano vivendo un momento di liberazione e di gioia, come è giusto che sia. Verrà organizzato qualcosa non appena Alberto rientrerà, non appena sarà disponibile, anche per accoglierlo qui? Diciamo che ci coordineremo con il comune, perché anche il comune sin dall'inizio si è interessato a questa iniziativa per aiutare la famiglia, però sin dall'inizio appunto l'avvocato e la famiglia ci avevano chiesto di tenere un profilo molto basso, proprio per evitare di creare situazioni di tensione ancora maggiore rispetto alla situazione e alla liberazione. L'unica cosa che abbiamo fatto è stata quella di esporre
proporre lo striscione per la liberazione di Alberto. Ecco, come vedete dall'immagine di Sandro Ponchio c'è lo striscione ancora nella terrazza dei Trentini, della casa dei Trentini. Alberto libero fino a questa notte era un auspicio, una richiesta, oggi è finalmente una realtà. Bellissima anche l'omelia di questa mattina del parroco Don Renato Mazzuia, che ha ricordato l'impegno umanitario di Alberto e si è detto convinto che Alberto continuerà nel suo servizio per aiutare i più deboli, e tantissime, e lo farete vedere, lo faremo vedere tra poco, ovviamente i commenti a partire da quello del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che ha parlato anche ai nostri microfoni e ha confermato come questa mattina ha sentito la mamma e non appena sarà possibile verrà organizzato un incontro con il Patriarca in Patriarchia, il Patriarca Francesco, che ha espresso il desiderio di poter riabbracciare il nostro cooperante, di poterlo incontrare. Articolo 21, tutti il comitato degli amici che si è dato da fare in queste ore, insomma stanno arrivando tantissime belle reazioni. Adesso l'attenzione è un po' concentrata a quello che succederà nelle prossime ore, ma la notizia che Alberto è libero prepara, diciamo così, la festa, quella che sarà una grande festa probabilmente anche qui in piazza Sant'Antonio, davanti alla sua parrocchia, quando Alberto potrà ritornare. C'è una scaletta ovviamente da rispettare, ci sono degli adempimenti per cui presumibilmente, non abbiamo conferme, ma presumibilmente dopo che Alberto sarà imbarcato sul volo insieme, come ricordavi giustamente, all'altro italiano liberato Mario Burlò, imprenditore piemontese, arriveranno a Roma perché il volo è un volo di Stato, a Ciampino, gli saranno accolti probabilmente ci saranno anche degli adempimenti e poi potrà finalmente rientrare a casa. Emilio Guberti, le chiedo anche un po' negli ultimi giorni se aveva capito che la svolta era vicina. Ma dalle notizie sembrava proprio che fossimo alla fine, anche se dopo il blitz con l'arresto di Maduro sembrava che la situazione fosse un po' complicata o quantomeno non si fosse chiarito, però era una notizia che attendavamo e che speravamo ovviamente da giorni. Ecco, Daniela, hai domande dallo studio, anche magari per il Presidente, o vuoi che facciamo partire i contributi? No, grazie. Adesso noi sentiremo anche le parole, come accennavi tu, anticipavi tu, anche del parroco Don Renato Mazzuia, del Vescovo, insomma sentiremo anche le reazioni politiche, però se poi quando hai anche qualche altra notizia, noi siamo qui insomma per poterti cedere nuovamente la linea appena tu ce lo chiederai. Grazie davvero Lorenzo, grazie anche al tuo ospite. Grazie. Dunque l'avete sentito libero Alberto Trentini, le sue parole per quanto riguarda la prigionia, ha detto ci hanno trattato bene, non ci hanno torturato, non sapevamo che ci avrebbero liberati. La scarcerazione è stata decisa dalla presidente venezuelana Delcy Rodriguez grazie al lavoro diplomatico e di intelligence italiano e alla mediazione degli Stati Uniti ed è arrivata dopo giorni di grande tensione. Sono stati avvertiti della loro liberazione verso le 15 ora di Caracas, sono stati trasferiti, come avevo detto all'inizio, all'ambasciata d'Italia per la prima volta senza essere incappucciati come invece avveniva in ogni passaggio all'interno del carcere. L'ambasciatore Giovanni Umberto Di Vito li ha accolti e ha fatto preparare loro 2 stanze per farli riposare e attendere l'aereo in partenza per l'Italia. La decisione è arrivata dopo la telefonata fatta da Tajani, dal Ministro degli Esteri, e ha insistito dicendo: il primo segnale dovete darlo adesso e poi liberare anche tutti gli italiani, e questo è successo. E dunque l'avete sentito dal nostro Lorenzo Maier, il parroco Don Renato Mazzuia è stato a lungo al telefono col Patriarca di Venezia Monsignor Moraglia, le sue parole di gioia e quelle di alcuni fedeli alla messa di ringraziamento. Sentiamo.
Abbiamo aspettato per un anno di suonarle e stamattina finalmente l'abbiamo fatto e con gioia ci siamo svegliati sapendo di questa bellissima notizia ricevuta dalle news dell'ANSA attraverso le chat, internet eccetera. Per noi qui della comunità di Sant'Antonio è veramente la notizia più bella. Dopo un anno di intensa preghiera, veramente intensa preghiera, a cui abbiamo creduto fermamente nella speranza, nella fede, e finalmente questa bella notizia, la gioia soprattutto per Armanda ed Ezio, i genitori, e per tutta la comunità, tutti gli amici e penso tutta Italia. Grazie, grazie, grazie. Vogliamo veramente fare festa oggi, tutto il giorno per Alberto e per il suo ritorno e speriamo di riabbracciarlo con forza fra qualche ora. E adesso provo a capire perché c'è un piccolo problema tecnico, nel senso che devo capire se riesco ad andare su, però adesso io provo a sentire la mamma adesso fra 10 minuti, un quarto d'ora. La messa è sempre a lunedì, però oggi proprio facciamo una messa di ringraziamento per la liberazione di Alberto. Scusatemi. L'ha visto nascere, ha detto, insomma. L'ho visto, praticamente l'ho avuto da 7 anni a catechismo, campi estivi, patronato, cioè è cresciuto con noi qua della comunità. Ho visto sul telefonino che c'era sta notizia, mi sono rallegrato, poi ho avuto l'avviso da Don Renato che sarebbe stata una messa di ringraziamento, eccomi qua. È oggi che facciamo Eucaristia, cioè rendimento di grazie. Questo grazie lo abbiamo atteso per più di un anno e con grande gioia, uniti ad Armanda ed Ezio, diciamo grazie perché finalmente Alberto è libero. È misterioso il disegno di Dio nelle nostre vite e nella vita degli uomini. Oggi la liturgia ricomincia il tempo ordinario. Ricomincia cioè quella quotidianità che però è piena di conferme nella fede. Sto andando a messa per ringraziamento. Ero un amico di mio figlio, nati nello stesso anno, per cui è una gioia immensa. Penso che anche il governo possa avere i suoi meriti perché nella discrezione si è mosso. E Tajani questa mattina ha detto delle cose molto belle. E siamo tanto emozionati, è proprio una grande emozione, veramente difficile da gioia. Oggi è il giorno della gioia, veramente. Tutta la comunità siamo stati proprio tanto coinvolti e ricordo proprio il Giovedì Santo che abbiamo dedicato alla Passione del Signore con un episodio mio personale e la mamma e gli amici di Alberto hanno portato proprio questa passione di Alberto e oggi è proprio un giorno di gratitudine per tutto e di tanta gioia. Ed ora, come anticipato, sentiamo invece le parole del patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia. La notizia che attendavamo è giunta nelle prime ore di questa giornata memorabile. Dopo 423 giorni Alberto torna a essere non solo uno di noi, ma con noi e soprattutto un uomo libero. Ho avuto la gioia di poter sentire nelle prime ore della mattinata la mamma Armando. Ho sentito una donna felice, una mamma felice, una mamma commossa, una mamma grata, una mamma che ringraziava e una mamma che sta per incontrare suo figlio. Ci siamo dati l'appuntamento appena sarà possibile per poterci abbracciare e poter dire che Alberto ci ha insegnato qualcosa. Ecco, ci ha insegnato come è bello vivere gli affetti umani ed è anche bello fare una comunione che vada al di là di una famiglia. Una città si è mossa, una comunità, una chiesa, una parrocchia. Ci sono stati momenti diversi in cui ognuno di noi ha fatto il possibile, anche chi ha lavorato silenziosamente. Io qui desidero ringraziare il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, desidero ringraziare il governo per quello che ha fatto e tutti i giornalisti, l'opinione pubblica, il volontariato che hanno fatto sentire la loro voce soprattutto nei momenti più difficili. Io ringrazio
tutti quelli che si sono spesi e do l'appuntamento ad Alberto per un momento in cui possiamo essere felici insieme, abbracciarci e insieme poter capire quanto è importante la libertà, quanto è importante uno Stato di diritto, quanto è importante che le persone siano riconosciute nella loro dignità, soprattutto quando fanno il bene gratuitamente. Alberto, grazie, ti aspettiamo, ti abbracciamo e siamo contenti che non sei più solo uno di noi, ma sei con noi una persona libera. Dunque queste le parole del Patriarca di Venezia, una notizia, come vi dicevo, che era davvero attesa, soprattutto dopo la caduta di Maduro. Gli USA, così come gli altri paesi occidentali, avevano chiesto a Rodríguez la liberazione dei detenuti politici come gesto di discontinuità rispetto al governo Maduro. In cambio avevano offerto un riconoscimento del governo fino a quel momento mai arrivato. La premier Giorgia Meloni aveva inviato un messaggio pubblico ad Delcy Rodríguez chiedendo la scarcerazione e di fatto legittimando il suo governo come interlocutore del nostro paese, esattamente quello che il Venezuela aveva chiesto sin dalle ore successive all'arresto di Trentini. Dunque queste sono le notizie, ovviamente tante le opinioni, le dichiarazioni anche da tutto il mondo politico, e noi andiamo subito in Consiglio regionale dove per noi è andato, lo vediamo sullo schermo, il nostro Filippo Fois. Filippo, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. La notizia è rimbalzata per i corridoi e le sale del Consiglio regionale già nelle prime ore di questa mattina. Molti consiglieri sono già arrivati dopo aver espresso le prime dichiarazioni alle prime luci dell'alba, non appena la notizia della liberazione di Alberto Trentini è stata comunicata. Oggi peraltro qui in Consiglio regionale è una giornata, è una mattinata intensissima perché sostanzialmente quasi in contemporanea si stanno riunendo tutte e 6 le commissioni consiliari che stanno eleggendo i 6 presidenti e con i vicepresidenti. È un fatto molto importante, poi vi spiegheremo perché. Ma sullo sfondo di questa giornata che dà il via ufficiale per certi versi alla legislatura della presidenza di Alberto Stefani, c'è la notizia di Alberto Trentini, una notizia che ha rallegrato tutti e naturalmente ha stimolato anche più di una riflessione su quanto è accaduto. Ascoltiamolo intanto dal Presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, poi da alcuni consiglieri regionali eletti a Venezia nel Veneziano. Abbiamo iniziato bene non solo la giornata ma l'intero anno, visto considerato che Alberto Trentini viene liberato da un'ingiusta carcerazione, e le dirò anche immotivata, perché a tutt'oggi non si sa neanche quali fossero i motivi per tenere un cittadino italiano nelle carceri venezuelane per 423 giorni. È che la prova provata è che in Venezuela non c'è democrazia, a me sembra evidente, no? Poi uno può essere d'accordo con Trump o contro Trump, ma il dato di fatto è che non esiste la democrazia. Un paese civile e democratico rispetta i diritti umani e non va a incarcerare un cooperante per 423 giorni senza produrre nessuna giustificazione o motivazione. Questo penso che siamo tutti d'accordo, non serve essere di destra o di sinistra per dire che queste robe non sono tipiche di un paese democratico. Adesso con la Presidente Rodríguez, che resta comunque della squadra di Maduro, comunque qualcosa si è mosso. Io spero che il popolo venezuelano possa risolvere i propri problemi. Un messaggio di vicinanza, un abbraccio sicuramente alla famiglia che in questi mesi ha tenuto alta l'attenzione, ma soprattutto anche sofferto, perché figlio distante da casa in un carcere come quello del Venezuela sicuramente non era una bella situazione. Per noi veneziani è una gioia immensa, ma non solo per Venezia, per tutto il Veneto e per tutta l'Italia. Credo sia doveroso un ringraziamento per come si sono sviluppate tutte le interlocuzioni senza proclami, lontani dai riflettori, con competenza, preparazione, quindi un ringraziamento al Ministro degli Esteri Tajani, con il quale il Comune di Venezia da subito ha condiviso la notizia e l'apprensione, chiaramente grazie alla Premier Giorgia Meloni. Non è il primo caso che non si capisce quello che avviene dall'altra parte del mondo, abbiamo visto da così a peggio come il caso Regeni ad esempio, quindi credo che dovremmo porci una grande riflessione su quanto garantiti siamo nel diritto internazionale quando andiamo come italiani in giro per il mondo, perché molto spesso ci sono delle realtà apparentemente democratiche, ma la verità è che ti buttano in galera e non lo sai neanche tu perché.
Io ripartirei proprio da quest'ultima considerazione del consigliere del Partito Democratico Jonathan Montanariello, perché una volta che saranno conclusi i festeggiamenti si apre anche una riflessione più ampia su quelli che sono i rischi per i nostri connazionali che si recano ad operare in paesi in cui evidentemente lo Stato di diritto è assente. Di questo ha parlato anche Luca Zaia, l'avete sentito, anche perché nonostante tutti gli sforzi che ci sono sempre stati da parte del nostro governo, che non ha mai smesso di lavorare per riportare a casa Alberto Trentini, c'è anche da dire che l'ambasciatore italiano a Caracas ha detto che non aveva mai assistito a una disponibilità del governo venezuelano tale come quella che c'è stata in questi giorni, ed evidentemente per quello che è accaduto a Maduro e lo scossone del raid americano che ha veramente cambiato tutto lo scenario in Venezuela. Dicevo che oggi è una giornata molto importante per il Consiglio regionale perché si eleggono i presidenti e i vicepresidenti di commissione delle 6 commissioni consiliari. Questo significa che l'amministrazione della Regione Veneto può entrare nel vivo, perché le leggi, prima di passare all'approvazione definitiva in assemblea, devono passare prima per le commissioni. Per questo motivo si stanno riunendo a scaglioni tutte e 6, stanno eleggendo i presidenti. Vi dico anche il primo nella prima commissione, l'avete visto poco fa, il vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello, che è stato eletto presidente della prima commissione, che è quella che si occupa di politiche, di bilancio e di programmazione, per cui si tratta di un compito molto importante. Come sapete la Regione in questo momento in amministrazione provvisoria dovrà stendere un bilancio entro aprile. Poi abbiamo la seconda commissione che si occupa di infrastrutture, trasporti e lavori pubblici. Qui la Presidente è Elisa De Berti, per cui è un proseguimento. Elisa De Berti è ex vicepresidente della Regione ed ex assessore proprio a queste materie, un po' una prosecuzione del lavoro che aveva svolto nella precedente legislatura, così come Roberto Marcato, che è stato eletto presidente della terza commissione, che è quella che si occupa di politiche economiche. Con questo per ora direi che da Venezia è tutto. Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Filippo Fois. Noi continuiamo con la liberazione di Trentini. Avete sentito le parole anche di Luca Zaia, adesso sentiamo le parole invece del Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani. Oggi è una bellissima giornata. Alberto Trentini è finalmente libero. Un ringraziamento al governo e un abbraccio ai familiari. Finalmente Alberto potrà tornare nella sua città, nella sua regione, e noi lo aspettiamo. E Alberto finalmente è libero, questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell'invisibilità, la sua liberazione. Lo afferma la famiglia Trentini con l'avvocato Alessandra Ballerini. Tutti questi mesi di prigionia hanno lasciato in Alberto e in noi, che lo amiamo, ferite difficilmente guaribili. Adesso avremo bisogno di tempo da trascorrere in intimità per riprenderci. Ci sarà tempo per trovare le parole giuste, per raccontare i fatti ed accertare le responsabilità. Oggi vogliamo solo pace, grazie, aggiunge la famiglia Trentini. Abbiamo sentito le reazioni un po' di tutto il mondo politico, sentiamo anche quelle di Simone Venturini, assessore di Venezia. Ti aspettiamo Alberto, è davvero una grande notizia quella della sua liberazione, lo vogliamo abbracciare qui a Venezia molto presto con la sua famiglia, con la sua comunità. Per troppo tempo Alberto è stato in prigionia in Venezuela e non vediamo l'ora di riabbracciarlo qui a Venezia. Ed ora andiamo invece da Giuseppe Giulietti, portavoce dell'associazione Articolo 21, fin dall'inizio a fianco dei genitori di Alberto. Alberto Trentini finalmente è libero e questa è una giornata di gioia e di speranza. E dopo mesi e mesi alla fine il governo italiano ha dovuto scrivere al governo venezuelano, che è lo stesso sostanzialmente che c'era ai tempi di Maduro, ma è stata la mossa decisiva. Allora vogliamo dire grazie ai genitori Armanda e Ezio che hanno superato una prova orribile. Vogliamo dire grazie all'avvocata Ballerini che si è battuta oltre ogni sapienza professionale per ottenere questo risultato. Vogliamo ringraziare le zie, gli amici che non hanno mai smesso di lottare e non solo di sperare ogni giorno. E vogliamo ringraziare quanti hanno chiesto sin dal primo momento, senza aspettare l'invasione illegale di Trump, la liberazione di Alberto Trentini. Per il resto stendiamo un pietoso velo.
Cooperante italiano che non è mai stato di fatto un detenuto, ma sempre un ostaggio, arrestato il 15 novembre del 2024 mentre si trovava in viaggio a Caracas. È stato fermato durante un controllo su strada e, visto il passaporto, immediatamente bloccato e trasferito proprio a Caracas, rinchiuso nel carcere, quello proprio dei detenuti politici. Per quasi 6 mesi non ha potuto nemmeno telefonare a casa. La prima visita consolare è arrivata dopo 200 giorni. La sua detenzione è stata una lunga partita diplomatica condotta quasi sempre nel silenzio. Dunque 423 giorni di detenzione in carcere in Venezuela per Alberto Trentini. Abbiamo ripercorso questi giorni fino ad oggi, quando è stato liberato. Detenuto da oltre 400 giorni nel carcere di El Rodeo, vicino alla capitale del Venezuela, Caracas, i motivi dell'arresto di Alberto Trentini non sono mai stati realmente chiariti. Il cooperante umanitario 46enne del Lido di Venezia era arrivato a ottobre 2024 nel paese sudamericano per portare aiuto alla popolazione. Il 15 novembre, mentre da Caracas si spostava nel sud-ovest del Venezuela, viene fermato a un posto di blocco insieme all'autista che lo stava accompagnando. I funzionari del servizio amministrativo per l'identificazione, la migrazione e gli stranieri non spiegano le ragioni del gesto, lo prelevano e da allora è detenuto nel penitenziario nello stato di Miranda, a circa 30 km dalla capitale, imprigionato molto probabilmente solo come ostaggio politico. Il caso scoppia a gennaio 2025, la famiglia e la politica chiedono un'interrogazione parlamentare al governo per chiarire la situazione. Nel frattempo del cooperante si perdono le tracce, i contatti sono difficili. La madre, Armanda Colusso, chiede alla stampa di non smettere di parlare di suo figlio, fare pressione mediatica affinché venga liberato. Iniziano i presidi, a metà gennaio la prima fiaccolata, poi il digiuno a staffetta. Dopo mesi di silenzio, Trentini ha potuto telefonare alla famiglia per la prima volta dopo più di 100 giorni di detenzione. 3 in tutto i contatti che il 46enne ha avuto con la famiglia, contatti avvenuti solo dopo pressioni diplomatiche e le visite da parte dell'ambasciatore italiano in carcere. Alberto Trentini ha voluto rassicurare sulle sue condizioni di salute. Impegno costante da parte dell'avvocata Alessandra Ballerini e quello della madre per riportarlo a casa. Ricordiamoci che fino ad agosto il nostro governo non aveva ancora avuto alcun contatto telefonico con il governo venezuelano. Fino ad agosto. E questo dimostra quanto poco si sono spesi per mio figlio. Critica alla famiglia e le associazioni che in questo tempo hanno denunciato la lentezza e la mancanza di trasparenza nella gestione del caso. Dal governo al ministro degli esteri Antonio Tajani, così come la premier Meloni, hanno riferito di essere sempre in contatto con le autorità competenti. A Venezia, città natale del cooperante, il patriarca si è espresso in 2 occasioni chiedendo la sua liberazione, la messa della salute e quella del Redentore. Voglio ricordare una persona che è privata della libertà da più di un anno, Alberto Trentini. Unanime la vicinanza del mondo politico e culturale del paese alla famiglia Trentini. Le manifestazioni per chiedere la sua liberazione sono state svolte in tutta Italia. Poco prima di Natale il presidente Mattarella ha telefonato personalmente alla madre per esprimere solidarietà e vicinanza, evidenziando la preoccupazione dello Stato italiano. Ed oggi è arrivata la notizia. Finalmente, dopo tanti mesi di detenzione in Venezuela, Alberto Trentini è libero e potrà finalmente tornare in Italia e riabbracciare i suoi genitori e i suoi cari. Oggi per tutta Venezia è una giornata di gioia. Lo afferma il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, commentando la liberazione del cooperante. È un risultato importante, prosegue Brugnaro, frutto di un lavoro diplomatico serio, costante e silenzioso, che ha visto impegnate con determinazione le istituzioni italiane ai massimi livelli. Per questo desidero esprimere un sentito ringraziamento al Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, con cui abbiamo seguito da subito la vicenda, e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l'impegno profuso nel raggiungimento di questo obiettivo. Ed ancora la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, che segue quella di altri connazionali nei giorni scorsi, è motivo di profonda gioia. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo risultato. Così il Presidente della Camera dei Deputati
Lorenzo Fontana. Queste sono dunque le notizie con cui abbiamo aperto, una notizia importante della liberazione di Alberto Trentini. Ovviamente continueremo a parlarne anche nel corso dei nostri telegiornali e nel corso anche di questa prima edizione, sia poi nei telegiornali del Veneto, di Venezia ovviamente, per raccontarvi la liberazione di Alberto Trentini e anche quando rientrerà con il volo per l'Italia, si fermerà a Fiumicino, dove probabilmente ad attenderlo ci sarà sicuramente tutta la sua famiglia e tutte le massime istituzioni italiane. Dunque questa è la notizia. Ora però lasciamo questa pagina dedicata alla liberazione di Alberto Trentini, andiamo con la cronaca. All'indomani della rissa in via Fiumicelli, siamo a Treviso, tra 15 ragazzi di origine egiziana siamo andati ad ascoltare come si sentono i residenti della zona. Questa zona è diventata un po' pericolosa, nel senso che, sì vabbè, adesso ancora di più perché camminare, io specialmente sono una donna, mi fa un po' paura. Una volta passavo per andare a casa di mio fratello, adesso non passo più, se devo fare il giro faccio il giro davanti al Corso del Popolo, faccio il giro di là. Questa zona da anni che è frequentata da persone poco raccomandabili. L'ennesima lite tra 14 giovani in via Fiumicelli, tutti identificati e denunciati, lascia nei residenti la sensazione di insicurezza nel passaggio di una delle vie più centrali della città, in un quadrante che fra poco sarà letteralmente trasformato dai lavori che riqualificheranno il Palazzo della Borsa, i giardini di Sant'Andrea e anche la stessa via, dove si affacciano case storiche, dove tra un graffito e l'altro si può scorgere la bellezza degli affreschi che furono. La signora Marta viene da Rio de Janeiro, ma vive qui da moltissimi anni e alla sera ha paura. Alla sera, tardi sera sì, un po' di paura sì, di fatto io lo chiamo sempre qualcuno quando devo uscire, mi accompagnare a casa, anche della scuola, quando finisco ho richiesto anche aiuto a scuola proprio di qualcuno di portarmi a casa tardi, sì, dalla notte sì. Ma non tutto è da buttare, come spiega la stessa residente. Una volta era peggio, c'era dei momenti molto peggio, sì. Però mi ha raccontato che quando vede questi ragazzi lei cambia strada. Io cambio le strade, sì, alla volta le cambio di strada e non ce la faccio vedere, seguo per un'altra via. Una questione difficile da risolvere, stavolta non si tratta di baby gang ma di giovani adulti e anche la politica si interroga sul da farsi. Al di là delle forze dell'ordine, forse la presenza di persone, anche di operatori di strada che siano lì fissi come punto, un paio magari soprattutto il sabato e la domenica che mi pare siano i giorni più difficili, sia veramente importante, perché anch'io lo frequento quel posto, lavoro là vicino ed effettivamente se vedo un assembramento di ragazzi mi viene da allontanarmi. A livello personale la sensazione rimane di insicurezza. Io se è sera, tarda sera, se esco dal lavoro e ho bisogno di fare la spesa non lo faccio più lì, perché mi è capitato anche a me di vedere delle persone, qualche assembramento di ragazzi ed effettivamente, anche se non dovrei aver paura, anzi dovrei dare anche un esempio come rappresentante cittadino, un po' di paura ce l'ho. C'è troppa violenza in giro per il mondo e c'è troppa violenza anche in città. Bisogna veramente fare un ragionamento serio di tutte le forze politiche a prescindere dal colore. Fra pochissimi istanti ci collegheremo con Teolo, con Padova, per parlare delle ricerche di Annabella Martinelli, la ragazza padovana scomparsa da casa lo scorso 6 gennaio. Prima però il nostro sondaggio, il sondaggio di Ring, che è dedicato al manifesto politico di Zaia pubblicato sul Foglio una settimana fa, che ha creato dibattito e divisione sia nella Lega che nel centrodestra, puntando fra l'altro al superamento dei paletti su integrazione degli stranieri, unioni civili e fine vita. Dunque noi vi chiediamo, lo vedete, destra libera e non liberticida, se è d'accordo con Zaia? Se volete rispondere di sì lo vedete in verde 0422 1626691, se invece volete rispondere di no in rosso 0422 1626690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di prima serata Ring, potete iniziare a votare fin da subito. Ora, l'abbiamo detto prima, andiamo subito a Padova, dove la vedo pronta la nostra Valentina Visentin per parlare delle ricerche di Annabella Martinelli. A te la linea, Valentina.
Sì, buongiorno, sono riprese questa mattina da Teolo le ricerche di Annabella Martinelli, la 22enne studentessa padovana scomparsa da casa il 6 gennaio, l'ultima volta alle 20 di sera è uscita in bicicletta e si è diretta proprio verso Teolo. Il 7 gennaio il suo cellulare è stato agganciato per l'ultima volta qui e sabato pomeriggio è stata ritrovata nella frazione di Villa di Teolo alle 10 la sua bicicletta chiusa con il lucchetto. Noi siamo proprio nel punto di partenza delle ricerche qui a Teolo con i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i volontari di protezione civile messi in campo dal piano di ricerca persone scomparse della prefettura di Padova. Non si hanno più notizie della ragazza che è arrivata in bicicletta qui nonostante il freddo e le temperature gelide del 6 di gennaio. Qui con me c'è il sindaco di Teolo Valentino Turetta. Ricerca a tutto campo, dove si stanno concentrando questa mattina le ricerche? Buongiorno a tutti, si stanno concentrando come negli ultimi 3 giorni passati sempre nella zona qui di Teolo, la zona del Monte della Madonna, del Passo delle Fiorine e del Monte Grande. Ricerche che si spera portino a qualcosa di positivo che per ora però non c'è, perché comunque oltre ad aver trovato sabato pomeriggio la bici non abbiamo altre notizie di questa ragazza. È una zona piuttosto ampia quella della cella che ha agganciato e quindi è anche difficile battere la zona in maniera capillare perché è un'area molto vasta. Sì, il segnale del cellulare, dei telefonini che parte dal traliccio qua di Teolo dove c'è il campo sportivo è un segnale che ha un raggio d'azione di 20 km, quindi non è semplice dire che quel telefonino che ha agganciato la cella di Teolo era a Teolo. Ecco, Annabella è stata vista poi ripresa dalle telecamere di videosorveglianza mentre entrava in una pizzeria di Selvazzano, che è un comune che collega Padova a Teolo. È stata vista entrare nella pizzeria, acquistare e poi riuscire poco dopo con dei cartoni delle pizze e poi sempre qui a Teolo in un bar vicino al comune entrare per acquistare alcune bevande. Le telecamere l'hanno immortalata e poi non è più entrata in una zona coperta dalle telecamere di videosorveglianza, e questi sono gli ultimi contatti visivi che si hanno della ragazza. Le ricerche proseguono, dicevamo oggi sono concentrate appunto sul Monte della Madonna e Passo delle Fiorine, e tanti i misteri e le indagini non escludono nessuna ipotesi, anche se inizialmente si propendeva per un allontanamento volontario. Ricostruiamo con la cronaca quanto è accaduto in questi giorni, il servizio, e poi la linea può tornare allo studio. La bicicletta chiusa con il lucchetto trovata nella frazione di Villa di Teolo è il particolare che infittisce il mistero della scomparsa di Annabella Martinelli, la 22enne studentessa padovana di cui non si hanno più notizie dalla sera del 6 gennaio, quando è uscita di casa verso le 20 in sella alla sua bici. L'ultima cella agganciata dal suo cellulare è proprio quella della zona di Teolo. Il suo telefono però non è più raggiungibile dal 7 gennaio scorso. La prefettura di Padova ha attivato il piano di ricerca delle persone scomparse. I vigili del fuoco sorvolano la zona con l'elicottero e insieme a carabinieri, soccorso alpino e protezione civile stanno perlustrando l'area dei colli. Sono stati proprio i vigili del fuoco a trovare la bici vicino al centro abitato di Villa di Teolo, regolarmente chiusa con il lucchetto, un particolare che farebbe così allontanare l'ipotesi del suicidio. Gli amici della ragazza hanno divulgato le foto sui social. Annabella, capelli biondi con le punte rosa, studia giurisprudenza a Bologna, forse potrebbe aver raggiunto la città emiliana. La ragazza vive con la famiglia nel quartiere di Brusegana a Padova. Secondo i familiari però non era esperta della zona dei colli, e quindi il principale interrogativo che si fanno gli inquirenti è come mai si sia diretta in bicicletta a chilometri di distanza da Padova in una zona sconosciuta. Forse doveva incontrare qualcuno? E noi continuiamo ora con la cronaca, perché rimaniamo nel Padovano. Rapinata mentre sale in auto, è accaduto alla titolare di una tabaccheria di Villanova di Campo San Piero. Allora, questa notte a luna di notte una persona aveva appena chiuso il suo negozio in via Roma, Villanova di Campo San Piero, venerdì sera, ed era salita in auto per tornare a casa.
non ha fatto quasi in tempo a posare la borsa sul sedile del veicolo che un uomo le si è avvicinato, ha aperto la portiera lato passeggero e l'ha rubata nel tentativo di trattenerla. La donna si è anche ferita a una mano, tanto che è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Del malvivente nessuna traccia. Presa la borsa, allora l'uomo è salito in un'auto dove l'attendeva un complice. A Villanova di Campo San Piero sono arrivati i carabinieri che stanno conducendo le indagini. Ed ora, insomma, avete sentito, abbiamo parlato di Alberto Trentini, abbiamo parlato di furti, poi sentiremo anche il nostro Christian Arboit che a Treviso, artigiani pronti a scendere in piazza per manifestare per i continui colpi nei vari locali, nei vari negozi. Prima però ci colleghiamo, che dovrebbe essere già collegato con noi, Andrea Martella, vediamo se ce l'abbiamo, eccolo qui, coordinatore regionale del Partito Democratico. Intanto buongiorno e grazie. Buongiorno a voi, grazie e anche un buongiorno a tutti i telespettatori. Insomma, oggi la notizia è arrivata davvero facendo felice l'intera Italia. Insomma, Alberto Trentini insieme ad un altro connazionale, dobbiamo dirlo, Burlò, sono stati entrambi liberati, una notizia importantissima, attesa da tutti. Insomma, era davvero una notizia che era importante ed attesa questa, ormai da giorni. Sì, una notizia bellissima, basti pensare che questa mattina sono suonate le campane al Lido di Venezia, basti pensare che il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato la mamma di Alberto Trentini, basti pensare che il Patriarca le ha telefonato. Ecco, è la dimostrazione di una gioia e di un sollievo immenso per la liberazione di Alberto dopo 423 giorni di una prigionia di detenzione di cui non c'erano motivi. E quindi è un momento molto importante e io penso che bisogna ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per ottenere questo risultato, le istituzioni, la diplomazia. Ci sono voluti tanti giorni e penso che sia opportuno ringraziare anche tutti quelli, cittadini, associazioni, movimenti, che nel corso di questi lunghissimi 423 giorni hanno sempre mantenuto un faro di luce acceso nei confronti del caso di Alberto Trentini. Di fatto, insomma, erano prigionieri politici. Dopo la cattura di Maduro si sono aperti anche nuovi scenari in Venezuela. Sì, è ovvio che sia andato anche così. Da tempo comunque le istituzioni della diplomazia erano al lavoro, il cambio di regime, quello che è successo con la deposizione di Maduro sicuramente ha creato delle condizioni per liberare prigionieri politici. Alcuni erano stati liberati anche prima, per liberarne degli altri, anche perché l'Italia si facesse sentire con più forza per la liberazione dei nostri connazionali. Peraltro ce ne sono ancora e quindi bisognerà lavorare ancora perché si possa raggiungere il risultato della liberazione di tutti quelli che sono detenuti ingiustamente. Senatore, torniamo a casa, insomma, a casa nostra, parliamo di sicurezza. Noi, non so se lo ha sentito anche nei giorni scorsi, tantissimi colpi, tantissimi furti ovunque. Noi parliamo della Marca, ma insomma in tutta la regione, anche e soprattutto nei vari negozi locali, tanto che gli artigiani hanno già deciso, dicono siamo pronti a scendere per manifestare. Si continua a parlare di sicurezza, però la percezione della gente è quella di insicurezza in realtà. Sì, è proprio così, quello della percezione di insicurezza e anche dell'insicurezza reale sta diventando un problema che davvero riguarda tutti, è al centro dell'attenzione di tutti i cittadini e per il quale bisogna fare qualcosa in maniera molto seria e molto più efficace rispetto a quanto si è fatto fino adesso. Se noi pensiamo alle condizioni del nostro paese o a quelle della nostra regione o a quelle di molte città, la sicurezza non è aumentata, nonostante la propaganda che molto spesso il governo e la regione hanno fatto su questo argomento.
Per aumentare la sicurezza bisogna agire su più fronti, bisogna sicuramente contrastare la criminalità, bisogna contrastare l'illegalità, è necessario che ci siano più forze dell'ordine nel nostro territorio, è necessario presidiare e controllare meglio tutte le realtà urbane e non solo urbane, e contemporaneamente ci vogliono delle politiche di rigenerazione urbana e di attenzione al territorio che le amministrazioni comunali possano fare, e questo ha a che fare ovviamente con gli interventi sull'illuminazione, gli interventi sulla rigenerazione di alcune parti della città e naturalmente anche su tutto quello che riguarda la prevenzione. Ecco, bisogna tenere insieme queste due cose, bisogna sapere che è un discorso molto difficile. Io abito nel quartiere Piave a Mestre, quindi so ciò di cui stiamo parlando e so che è un lavoro molto, molto, molto serio e che dovrebbe mettere insieme tutti, Stato, amministrazioni locali, per un progetto che renda la vita dei cittadini più sicura, perché poi a pagare sono soprattutto quelli più fragili, quelli che hanno meno possibilità di essere protetti. Ecco, lei ci parlava di uno dei quartieri, insomma, di cui purtroppo si parla anche troppo, proprio per fatti di cronaca che avvengono. E lei diceva dei comuni che si stanno cercando di potenziare l'illuminazione, le telecamere di videosorveglianza, eppure i colpi continuano. E qualcuno dice però si può fare di più anche a livello legislativo, nel senso che probabilmente davvero manca una certezza, sembra una frase fatta ma manca proprio una certezza della pena. Beh, guardi, il problema è questo, che nel corso di questi anni il governo ha aumentato il numero di reati, ha inesprito le pene ma non ha risolto il problema della sicurezza. E quindi questo approccio tutto volto a costruire, a determinare nuovi reati, evidentemente non è servito. Certo, bisogna lavorare seriamente perché chi ha fatto un crimine non possa ripeterlo nel giro di pochi giorni, e quindi bisogna lavorare per la certezza della pena, e questo è qualcosa che riguarda naturalmente le competenze dello Stato e dell'amministrazione della giustizia. Tra le competenze dello Stato c'è sicuramente anche la necessità di garantire maggiori risorse alle forze dell'ordine e quindi più personale da avere nel territorio, come giustamente chiedono i sindaci. E poi c'è un lavoro da fare nel territorio che ha a che fare con la rivitalizzazione socio-economica, che ha a che fare con la rigenerazione urbana, con le politiche sociali, con l'educazione e la formazione, tutte cose che, se messe insieme, possono affrontare seriamente questo problema, che, ripeto, è un problema al centro della vita dei cittadini in maniera molto, molto, molto seria. Tanto che, lo dicevamo prima, a Treviso, poi lo sentiremo dal nostro Cristiano Arboiti che si trova proprio a Treviso, gli artigiani sono pronti a scendere in piazza, davvero ormai esasperati i colpi nel Trevigiano, ma non solo nel Trevigiano, abbiamo visto anche nel Padovano, agli esercizi pubblici, ai negozi, sono davvero continui, non solo quindi con danni poi ai negozi, ma proprio anche danni importanti a livello proprio di furti, insomma, con colpi. Abbiamo visto anche in un negozio di biciclette da 15 a 20.000 euro di bottino, insomma, quindi danni importanti. Sì, sta descrivendo una situazione che non fa altro che dimostrare come tutto quello che abbiamo detto fin qui sia giusto e come sia necessario intervenire. Io capisco perfettamente gli esercenti, gli artigiani e i commercianti che chiedono maggiore sicurezza, che chiedono maggiore protezione per le loro attività e che quindi invocano maggiori interventi. Ricordo che le forze dell'ordine fanno in maniera egregia il proprio lavoro con le disponibilità che hanno, ed è per questo che dico devono essere messe in campo maggiori risorse da parte del governo che possano determinare una maggiore presenza di personale anche nei nostri territori delle forze dell'ordine. E naturalmente a tutti quelli che
sono stati colpiti e che hanno subito dei danni, non può che esserci la nostra vicinanza e solidarietà, ma anche questa da sola non è sufficiente se non si faranno delle politiche in grado di garantire davvero la sicurezza dei cittadini. Parliamo di sicurezza, ma anche di sicurezza sui luoghi di lavoro. Leggo ora in ANSA che il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Belluno ha affidato l'incarico per l'esame autoptico sul corpo di lo ricordiamo, del vigilante di 55 anni morto nella notte in un cantiere delle Olimpiadi di Cortina d'Ampezzo. Anche questa è un'altra tematica, quella degli infortuni dei morti sul lavoro. Qui non si capisce ancora cosa sia potuto accadere, comunque in un cantiere che doveva essere sorvegliato, e in realtà c'è stata una vittima. Guardi, adesso sarà ovviamente compito della magistratura, come lei ha detto, fare luce su quello che è avvenuto. Certo che quello che è avvenuto è un fatto gravissimo, è un fatto che non può accadere, ed è per questo che è necessario che si faccia chiarezza fino in fondo rispetto a quanto è successo e su quali fossero le condizioni di lavoro. Questo vigilante e naturalmente la sua famiglia va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Il tema della sicurezza del lavoro, insieme a quello della sicurezza dei cittadini, insieme a quello della salute dei cittadini, sono delle questioni prioritarie, e noi purtroppo abbiamo ancora in Veneto un numero troppo elevato di morti sul lavoro, anche lo abbiamo visto dall'inizio di quest'anno, e quindi non è civile un paese in cui ci sono tutti questi incidenti o tutti questi morti. E bisogna anche su questo intervenire, e noi lo diciamo da tempo. Anche qui vanno aumentati i controlli, anche qui va aumentato il personale addetto a fare i controlli, e ci vogliono degli accordi tra le istituzioni e le imprese affinché determinati protocolli vengano assolutamente mantenuti. Non può accadere che questo possa ancora avvenire, perché la sicurezza non è un lusso, è qualcosa che riguarda proprio la civiltà di un paese e nel nostro caso di un sistema economico e territoriale. Lei lo stava dicendo, gli argomenti insomma importanti e più cari ai cittadini, gli argomenti cardine di questa società sono anche quelli della salute, e si sta correndo per cercare di trovare il personale. Lo sappiamo, uno dei problemi più grossi anche nel Veneto è quello della mancanza di medici e infermieri. Si sta facendo una corsa per cercare di insomma riportare la situazione ad una normalità, insomma, se possibile, fra l'altro in un momento difficile come questo, dove è arrivata anche l'influenza, quindi con l'aumento enorme di pazienti. Anche il problema sanità è un problema grosso. Beh, naturalmente, dicevo prima che per quanto mi riguarda il diritto al lavoro e al lavoro sicuro, il diritto alla sicurezza dei cittadini e delle loro imprese e il diritto alla salute sono dei diritti imprescindibili e che devono essere garantiti a tutti i cittadini. Questo della sanità lo sappiamo, lo diciamo da tanto tempo, una priorità che riguarda tutti e che riguarda il personale medico e sanitario presente negli ospedali, e che riguarda la medicina territoriale, la possibilità dei cittadini di avere un supporto immediato, e che riguarda la presenza dei medici di base. C'è un lavoro di programmazione assoluto che è saltato nel corso di questi anni, che non ha determinato quello che doveva essere determinato, e ora io mi auguro che non si continui con gli annunci e che invece ci siano politiche concrete che dimostrino che è possibile abbattere le liste d'attesa e che è possibile garantire le cure ai cittadini senza che si debbano rivolgere al privato e quindi pagando, e che possono garantire che il territorio dà dei servizi a tutti quelli che ne hanno bisogno. Ecco, questa è la vera svolta di cui c'è bisogno in Veneto. Noi faremo la nostra parte perché possa avvenire. Mi auguro che si esca anche qui dalla retorica del tutto va bene, che nel corso di questi anni è stata
portata avanti e che si passi invece alle scelte e ai fatti concreti in favore dei cittadini. La ringrazio davvero, grazie davvero senatore. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro, buona continuazione. Grazie. Noi andiamo avanti, vediamo, dovremo avere in collegamento, la vedo, la nostra Vanessa Banzato da Bassano per delle croci divelte nel Viale dei Martiri con le telecamere che dovrebbero aver ripreso i responsabili, ma ci racconta tutto la nostra Vanessa. Buongiorno a te Daniela, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo proprio in Viale dei Martiri a Bassano del Grappa, dove la notte tra il 25 e il 26 dicembre scorsi sono state sradicate da altrettanti lecci 3 croci che appunto riportavano i nomi di altrettanti giovani impiccati quel tremendo 26 settembre del 44 proprio lungo questo viale. E con me la presidente dell'associazione 26 settembre Gilda Nicolini, perché pare proprio che grazie alle telecamere della videosorveglianza comunale siano stati notati 3 individui, sia stata notata anche una macchina sulla quale viaggiavano. Uno di questi nello specifico sarebbe più facilmente appunto identificabile, e adesso gli inquirenti stanno lavorando per cercare di dare un nome e un cognome a questi vandali. Una buona notizia, si diceva. Certo, un'ottima notizia rispetto alla quale noi confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine, perché a partire da questi primi elementi si arrivi quanto prima all'identificazione completa, insomma, dei responsabili di questo atto oltraggioso. Un atto oltraggioso, tra l'altro anche il comune di Bassano del Grappa pare che voglia costituirsi parte civile appunto in tutta quanta la vicenda che poi seguirà, la vicenda legale che poi seguirà. Se questo accadrà riteniamo possa essere un segno di riconoscimento di quanto questo atto abbia inciso sulla coscienza civile della cittadinanza, riconoscimento che l'offesa non è stata fatta semplicemente a 3 simboli, ma alla città nel suo complesso. E nello stesso tempo dice la volontà di riaffermare una coesione sociale a partire dalla condivisione dei valori legati appunto alla memoria, alla resistenza e all'antifascismo. Una città, ricordiamo, medaglia d'oro al valor militare. Grazie agli inquirenti si riuscirà a capire anche il perché sia stato compiuto questo gesto, se si tratti di un atto vandalico fine a se stesso o se si tratti invece di una questione legata alla politica, che se abbia matrice politica. In entrambi i casi questa cosa sollecita la nostra associazione e le altre associazioni simili alla nostra, insomma, ad un'azione sempre più forte di coeducazione, di diffusione della conoscenza, di salvaguardia della memoria. Dovesse essere una semplice ragazzata, il lavoro sarà sicuramente di rieducazione reciproca, perché non ci sono i buoni, i bravi e i meno bravi rispetto a questo, ma tutti abbiamo la responsabilità di diffondere e difendere la memoria. Dovesse trattarsi di matrice politica, sarebbe un segnale pericoloso di una cultura violenta e antidemocratica che di nuovo ci interpella ad un lavoro sempre più profondo e di dialogo sempre più allargato e aperto con tutte le persone. Pensando che proprio tra l'altro il sacrificio di questi giovani impiccati fu alla base di tutta quella che poi venne costituita come democrazia della nostra Italia, e sarà adesso al lavoro degli inquirenti riuscire a dare un nome e un cognome ai 3, se sono veramente loro 3 e basta, responsabili di questo terribile gesto, e quindi lasciamo che lavorino e speriamo che davvero al più presto si riesca a risalire agli autori, a identificare gli autori che sono stati ripresi dalle telecamere della videosorveglianza. Daniela, per il momento da Bassano è tutto, ti ricedo la linea.
Grazie davvero a Vanessa Banzato, grazie di tutto. Noi ci spostiamo subito a Belluno, continuiamo con la cronaca, per parlare del vigilante morto, l'abbiamo detto prima, nel cantiere delle Olimpiadi, e poi anche del tentato femminicidio avvenuto a Cortina. Ce ne parla la nostra Tiziana Bolognani, che la vedo nello schermo. Tiziana, buongiorno, a te la linea. Sì Daniela, buongiorno. In effetti poco fa ne parlavi con il senatore Martella a proposito delle questioni sulla sicurezza sul lavoro, dato che è emerso anche dalla nota di sabato scorso della CGIL, che ha diverse vertenze in atto con le società di vigilanza che stanno operando da qualche mese nella provincia di Belluno. Il caso a cui facevate riferimento è quello di Pietro Zantonini, 55 anni, di Brindisi, vigilante che era in servizio dalle 7 del 7 gennaio in un gabbiotto di sorveglianza per la sorveglianza dell'area attorno allo stadio olimpico del ghiaccio di Cortina, cantiere olimpico. I lavori sono terminati e la competenza della struttura sportiva è passata sotto la Fondazione Milano Cortina, che ha appaltato a questa società la vigilanza, la sorveglianza dello stadio, naturalmente attorno allo stadio. Il turno di lavoro si sarebbe concluso 12 ore dopo, e cioè alle 7 del mattino, e quella notte a Cortina il termometro ha segnato 16 gradi sotto zero. Insomma, diciamo, condizioni di lavoro particolarmente impegnative e pesanti per chi deve lavorare su turni all'esterno, che erano state indicate dal marito, dall'uomo, dalla vittima alla moglie, che ha appreso a Brindisi la notizia della scomparsa, della morte del marito. Si è subito precipitata a Cortina. Come sapete è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Belluno, perché la donna si è recata dai carabinieri a Cortina per chiedere chiarezza, per denunciare l'accaduto e per chiedere chiarezza, che venga scoperta la verità su questa morte. Di fatto è già stato incaricato un legale. Oggi è attesa l'autopsia sulla salma dell'uomo, e da lì si potrà capire e sapere quali sono state le cause della morte. I colleghi di lavoro chiamati dallo stesso Zantonini hanno detto che l'uomo è stato colto da malore, che non riusciva a respirare. 12 minuti ci sono voluti prima dell'arrivo dell'ambulanza dall'ospedale Putti di Cortina, ma i tentativi di rianimazione dell'uomo sono risultati vani. Anche l'ULSS Dolomiti ha aperto un'indagine interna per capire e verificare se tutti i passaggi della filiera interna sanitaria si sono svolti nel modo corretto. In serata probabilmente, se trapelerà qualche informazione, qualche notizia dall'esame autoptico, lo daremo. Dopodiché anche oggi quella di oggi è una giornata anche di attesa per sapere, per conoscere le decisioni del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Belluno, davanti al quale compare Andrea Curtolo, il 52enne di Cortina, che la mattina dell'8 gennaio durante una lite ha accoltellato la sua ex moglie, che è attualmente ricoverata al San Martino di Belluno con ferite d'arma da taglio al collo e al dorso. La Procura di Belluno, il pubblico ministero, ha chiesto la convalida dell'arresto. L'uomo attualmente si trova nella casa circondariale di Baldenic, ma ha anche presentato richiesta di misura cautelare in carcere.
La Procura ha chiesto ulteriori accertamenti che saranno svolti anche da un medico legale. Certamente bisognerà capire e vedere se le ferite inferte dall'uomo con quel coltello ne avrebbero potuto cagionare anche la morte della donna. Da Belluno è tutto, ci naturalmente aggiorniamo questa sera nelle edizioni dei nostri telegiornali. A te. Grazie davvero a Tiziana Bolognani. Lo ha detto, questa sera nel corso dei nostri telegiornali ovviamente ulteriori notizie rispetto a questi due fatti di cronaca avvenuti nel bellunese. Noi ci fermiamo ora per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in diretta in studio, abbiamo parlato prima dei continui colpi in negozi, in attività commerciali con artigiani esasperati e pronti a manifestare. Noi dovremo avere in collegamento con noi il nostro Christian Arboit, lo vediamo, eccolo qui pronto. Christian, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Daniela, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Tommaso Migotta che sta curando la parte tecnica. C'è esasperazione, questa è la parola che definisce l'atteggiamento che riguarda tanti imprenditori trevigiani, piccoli commercianti e artigiani, titolari di attività commerciali e artigiane che sono finite nel mirino nelle ultime settimane. Parliamo di esercizi commerciali, di bar, di locali, di negozi di parrucchiera e da ultimo anche Tonino Pizza, che è un locale noto a Treviso, si trova in Viale dei Cacciatori, e da qui nelle scorse ore è partito un l'appello da parte del titolare Antonio Amatruda, che così si è espresso ai nostri microfoni, ai microfoni di Elena Dal Forno. All'ennesimo raid subito dice muoviamoci, scendiamo tutti quanti in piazza, facciamoci sentire. E poi chiaramente commenteremo le sue parole con Armando Sartori, perché ci troviamo nella sede di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Antonio Amatruda è un socio della Confartigianato, ma prima appunto sentite le parole di Amatruda. Allora, questa notte a luna di notte una persona incappucciata è arrivato al nostro negozio con un martello e ha ributtato giù per la seconda volta la vetrata del nostro negozio. Io sono stanco e non volevo neanche andare a fare la denuncia, perché ormai lo Stato italiano non esiste, ma l'assicurazione mi ha detto di farla. Io voglio organizzare una manifestazione di piazza. È arrivato all'1:30, armato di martello, incurante delle telecamere che lo riprendevano e anche del richiamo da parte di un dipendente che abita di fronte, che ha sentito i colpi e lo ha redarguito animatamente prima di chiamare le forze dell'ordine. Il ladro, che ha spaccato la porta e causato ingenti danni ad Antonio Amatruda, titolare di Tonino Pizza, è evidentemente in disprezzo totale delle conseguenze. Questo è proprio la prova che loro non hanno paura, perché sanno che nessuno gli fa nulla. Se no davanti a uno che gli urla dietro sarebbe scappato, perché invece niente, lui ha voluto continuare a buttare giù la vetrata, perché è sicuro che anche se viene preso nessuno gli fa nulla. Questo è quello che deve cambiare. Poi è scappato. Se no facciamo girare le forze dell'ordine, che ringrazio tantissimo anche per questa notte, inutilmente. Le leggi italiane devono cambiare, i pregiudicati e chi commette un reato deve avere un braccialetto sul braccio col GPS, dobbiamo sapere ogni minuto dove si trova. E tutto per pochi spiccioli, solo monetine nel fondo cassa, ma ingenti i danni tra i vetri a terra, il cibo contaminato da buttare, POS e cassa manomessi e una porta da rimettere a nuovo. 10 mesi fa invece il furto gli costò 18.000 euro di danni. L'amarezza di Tonino è palpabile, non voleva nemmeno fare la denuncia, che invece farà per avere un risarcimento dall'assicurazione, ma ora pianifica una mobilitazione generale. Voglio che le associazioni, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Confindustria,
tutte le associazioni mi diano una mano per portare il popolo in piazza. Ormai siamo rimasti soli, nessuno ci aiuta, ci alziamo la mattina per pochi spiccioli perché lo Stato ci porta via tutto e poi arrivano queste persone a fare il resto. Io sono veramente stanco e chiedo ai trevigiani di venire in piazza se vogliono continuare a uscire la sera. L'ultima riflessione è sul periodo lungo delle spaccate in città. Ormai il centro di Treviso è devastato che stanno chiudendo tutti i negozi e nonostante la crisi anche loro subiscono ogni notte una spaccata. Ormai sono mesi, sono 10 mesi, hanno incominciato 10 mesi fa con la prima spaccata da me e in 10 mesi non è stato fatto nulla di nulla. Ora i palazzi del potere devono tremare. Ora i palazzi del potere devono tremare. Queste le parole utilizzate da Antonio Amatruda, sono parole di esasperazione comunque. Armando Sartori, presidente degli artigiani della Confartigianato per la Marca Trevigiana. Sì, Antonio è arrabbiato e lo capisco, e tutta la nostra vicinanza naturalmente. Ecco, ora è il momento di organizzarci, insomma questa potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso, perché anche la dinamica la dice lunga. La dinamica denuncia un senso di impunità, perché sostanzialmente questo signore rompe una vetrina, rompe una porta per andare a rubare a luna di notte su una cassa che già sapeva che era vuota, se ne frega del fatto che ci siano le telecamere, se ne frega del fatto che ci sia qualcuno che gli urla non lo fare, eccetera eccetera. Quindi vuol dire che c'è un problema grave. Il tema era già caldo, perché anche in queste vacanze di Natale, in questo periodo di festività, tanti avevano manifestato la loro preoccupazione nel chiudere la serranda alla sera, eccetera. Quindi nelle case sostanzialmente si sta assistendo un po' di tutto, quindi è chiaro che noi dobbiamo attivarci con le altre sigle della rappresentanza, con Confcommercio, con chi ci sta, per cercare di sensibilizzare l'attenzione verso un problema che ormai non si può più lasciare lì sostanzialmente. Amatruda chiama alla piazza, voi siete pronti a scendere in piazza? Allora, la piazza non per forza deve essere una piazza che protesta, potrebbe anche essere una piazza che pone come obiettivo la sensibilizzazione. È chiaro che noi oltre alla piazza stiamo già pensando, ci stiamo attivando e ci attiveremo ancora con più lena nella discussione con le altre sigle. Andremo però giustamente laddove si prendono le decisioni, quindi le istituzioni. Penso fin da subito al prefetto, penso ai sindaci, perché di fatto è nell'interesse della collettività che non ci siano questi fatti delittuosi. La gente ormai preferisce stare a casa la sera piuttosto che uscire e rischiare una randellata. Così si va contro gli interessi delle città che devono vivere e naturalmente si va contro gli interessi delle botteghe che devono poter essere messe in condizione di fare il loro lavoro, visto tra l'altro anche i tempi non proprio felicissimi sostanzialmente. Ecco, lei dice una cosa molto significativa, Presidente: se la gente non si muove da casa, i centri si svuotano e il commercio soffre. Sì, allora già il commercio vive una transizione che è ormai in essere da anni. È chiaro che se mi dai anche motivi per non uscire di casa è più facile che io mi attacchi al computer e compri le scarpe in Amazon. Voi capite che questo non fa bene alle nostre imprese, ma non fa bene neanche alla città. Grazie Presidente Sartori. Per il momento è tutto da Piazza delle Istituzioni, sede della Confartigianato Marca Imprese Trevigiana, è tutto. A voi la linea.
Grazie davvero a Christian Arboit, grazie anche al suo ospite. Noi continuiamo a parlare di furti, ma ci spostiamo a Vicenza con un'emergenza e l'amministrazione ha firmato una convenzione tra la Polizia Locale e i Carabinieri in congedo per potenziare il presidio sul territorio. Per noi Marta Zatta e Simone Squarcina con il sindaco Giacomo Possamai. Oggi un'importante firma, un importante rinnovo in compagnia del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, il rinnovo della convenzione con i Carabinieri in congedo, un presidio, un controllo importante insomma da parte delle forze dell'ordine e dal sindaco del comune. Un controllo fondamentale, abbiamo deciso di estenderlo, nel senso che già c'era una convenzione in passato con i Carabinieri in congedo, abbiamo deciso di aumentare in maniera importante le ore, il tipo di servizi, in particolare nell'orario serale e pomeridiano, l'orario di uscita dei negozi in centro storico nella zona del Quadrilatero, per garantire un servizio e anche una sicurezza, un'attenzione, una presenza ancora maggiore in queste zone della città. Un controllo, un presidio importante anche per le forze dell'ordine, viste anche le ultime aggressioni che proprio di pochi giorni fa, insomma fa sentire anche magari un po' più al sicuro. Aiutate queste forze dell'ordine. C'era stato un voto da parte del Consiglio Comunale di una mozione proposta come prima proposta da parte del consigliere Naclerio, e con questo atto diamo attuazione a questa mozione. La prefettura ci aveva invitato a farlo con realtà certificate, i Carabinieri sono a tutti gli effetti figure pienamente certificate in questo senso e in questa direzione, quindi siamo in grado di dare una risposta e anche di garantire appunto un presidio costante al centro storico e ad alcuni quartieri. E sono aumentate, lo dicevamo prima, anche le fasce orarie, è aumentato sì la zona di controllo ma anche la fascia oraria, quindi diamo una risposta insomma concreta anche ai cittadini. L'obiettivo è proprio quello di dare una risposta concreta, di dare il senso che la sicurezza è una priorità vera per la città, per l'amministrazione, quindi con questi interventi aiutiamo e aumentiamo il presidio in centro. Furti, un'emergenza che è in tutto il nord-est, spaccata nella notte ai danni di un esercizio pubblico a Fagagna in provincia di Udine. Il bottino si aggira sui 10.000 euro. Buongiorno, ci troviamo a Fagagna in via Spilimbergo, dove nella nottata è andato a segno un furto ai danni della birreria Lemon. Vedete qui ignoti si sono introdotti spaccando la vetrata di questo ingresso principale. Ad agire, stando agli elementi finora trapelati, sarebbero stati in 4. Una volta entrati, utilizzando un martello demolitore, hanno asportato registratore di cassa con l'incasso proprio della serata. Le stime sono di circa 10.000 euro di contenuto, ma insomma resta ancora da definire nel complesso il danno causato e se sono state portate via anche dal locale altre cose. Ci sono delle telecamere, è scattato subito dopo l'azione dei malviventi l'allarme, tutto si è consumato in pochi minuti. I ladri hanno agito appena terminato l'attività del locale, intorno alle 2:20. In pochi minuti dunque si sono introdotti, hanno portato via il registratore di cassa e si sono allontanati poi a bordo di un'auto in direzione Plasencis. Questi gli elementi finora trapelati. Ai Carabinieri di Martignacco il compito di individuare altri elementi utili. Comunque nel locale sono presenti telecamere che hanno registrato degli elementi utili. Anche da qui è trapelato appunto l'intervento di 4 ladri in questa azione. Allora vedremo insomma le indagini a che cosa porteranno. Vediamo anche la strada in cui poi sono fuggiti. Il nostro Alessandro Fermonte ci permette di individuare la strada che poi va verso Plasencis. La vedete? Tutto, come detto, si è consumato in pochissimi istanti, pochi minuti, il tempo di scattare dell'antifurto, il tempo poi dei carabinieri di intervenire. Veramente da qui proprietari, lavoratori, ci è stato riferito, si erano appena allontanati perché il locale era stato proprio appena chiuso. Probabilmente, quindi non escluso che i ladri stessero osservando gli ultimi operazioni di chiusura per poi intervenire. Quindi queste al momento le informazioni: 10.000 almeno euro rubati e poi gli altri danni causati, e vedremo quelli che saranno gli sviluppi. Da Fagagna è tutto.
E noi ci spostiamo a Trieste, dove la polizia ha raccolto elementi utili per l'individuazione dei 2 aggressori che nella serata di sabato hanno accoltellato 2 giovani afghani dopo un tentativo di rapina. Decisive le testimonianze delle vittime dell'episodio. È solo questione di tempo per la cattura di 2 cittadini afghani che nella serata di sabato hanno tentato di rapinare altri 2 connazionali di 20 anni. Un'aggressione culminata nel doppio accoltellamento di uno dei 2 malcapitati e di un loro amico giunto in soccorso. La Polizia di Stato ha una chiara pista investigativa grazie al racconto delle vittime sentite in queste ore, che avrebbero fornito elementi importanti per l'identificazione dei 2 aggressori. Evidentemente i rapinatori conoscevano le loro prede. Tutti i protagonisti dell'episodio graviterebbero nell'area dei magazzini dismessi del Portovecchio. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. L'episodio dell'altra sera è successo a poche ore dalla decisione di rafforzare i controlli in piazza Garibaldi dopo la brutale aggressione di Via Foscolo ai danni di un cittadino marocchino. Nella tarda serata di sabato in Piazza della Libertà, uno dei 2 ventenni afghani era stato avvicinato da una coppia di connazionali che pretendevano la consegna del cellulare. Al suo rifiuto uno dei giovani era stato colpito da una coltellata al gluteo. Stessa sorte per un amico arrivato in soccorso e raggiunto da 2 fendenti, uno al fianco, l'altro alla schiena. Poi gli aggressori avevano fatto perdere le loro tracce. I sanitari del 118 avevano portato d'urgenza le vittime in ospedale per le cure del caso. Le condizioni del migrante colpito al fianco e alla schiena erano apparse subito serie, ma fortunatamente il giovane non è in pericolo di vita. Ed ora torniamo in Veneto, torniamo a Venezia, dove verranno celebrati giovedì alle 9:30 nella chiesa ortodossa di Santa Lucia di Zelarino i funerali di Sergiu Tarna, il barman 25enne di origine moldava assassinato il giorno dell'ultimo dell'anno a Malcontento. Il giovane lascia la mamma Anastasia, il fratello, la sorella e la nonna Elena. Dopo la cerimonia Sergiu riposerà nel cimitero di Chirignago. L'intera comunità moldava di Venezia si stringe alla famiglia e chiede giustizia, preparandosi anche ad organizzare un flash mob. Ed ora ci fermiamo ancora qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio ed ora parliamo della fiamma olimpica che arriverà nella tappa di Vicenza. Correrò ancora una volta assieme a Sammy, a dirlo il vicepresidente dell'associazione, che porterà la fiamma. Olimpiadi invernali Milano-Cortina, ci sarà anche Sammy Basso, il giovane scienziato scomparso nel 2024 nel cuore di Riccardo Zanolli, vicepresidente dell'associazione AIPROSAB, che porterà il prossimo 20 gennaio a Vicenza la torcia olimpica in una delle tappe del suo percorso attraverso lo Stivale. Per Zanolli, legatissimo al biologo che ha dedicato la vita alla ricerca e cura della progeria, patologia da cui era affetto, un'emozione indescrivibile. In onore di Sammy, soprattutto, che magari tanti non lo sanno, in periodo di candidatura delle Olimpiadi Milano-Cortina è stato ambassador, quindi si è speso anche lui a suo modo per questa candidatura, per avere i giochi qui in Italia. Per me personalmente è un significato importantissimo. So che dovrò fare del mio meglio perché avrò l'opportunità di correre un'altra volta a fianco a Sammy e di continuare a far ardere il suo fuoco. Perché Sammy, lo ricordiamo, è qui più che mai, sempre, tutti i giorni. Sì, lo sentiamo tantissimo, ci ha lasciato non solo tante cose da fare, ma tante cose belle da fare, questa tra le altre. Stiamo facendo veramente tantissime attività per portare avanti la sua attività di ricerca. Ha fatto tantissimo, anche la ricerca per lui ha fatto tanto, ma lui in primis diceva che quello che stava facendo, che stava studiando, era per gli altri, quindi penso anche per questo siamo stati segnalati tra i tedofori della pace per portare avanti questo messaggio di speranza, di inclusione e di positività. Ci tengo inoltre a ringraziare probabilmente la figura dell'ex presidente Zaia, perché penso venga dal suo ricordo che ha nel cuore di Sammy. Questa candidatura della nostra associazione a questo onore di portare la fiaccola arriva da lì, dalla Regione Veneto, quindi ci tengo tanto a ringraziarli. Ed ora torniamo alla liberazione di Alberto Trentini dopo 423 giorni. Vi faccio sentire le parole della Premier Giorgia Meloni.
È una notizia che ci riempie di gioia, che si somma alla felicità che abbiamo provato nelle scorse ore per la liberazione di altri nostri connazionali. Trentini e Burlò riabbracceranno presto le loro famiglie che in questi mesi hanno sofferto molto, a cui ovviamente vogliamo rinnovare il nostro affetto. Questo risultato è il frutto del lavoro discreto ma efficace portato avanti in questi mesi non solo dal governo ma dalla rete diplomatica, dall'intelligence. Io voglio ringraziare tutti i servitori dello Stato che a vario livello hanno dato il loro contributo per raggiungere questo obiettivo. Continueremo a lavorare senza sosta affinché la costruttiva collaborazione instaurata con le autorità di Caracas possa produrre ulteriori sviluppi positivi e allo stesso modo l'Italia non si stancherà di sostenere il legittimo desiderio del popolo venezuelano di libertà, pace e democrazia. Dunque avete sentite le parole della Premier Giorgia Meloni, noi siamo quasi in chiusura, vi ricordo il sondaggio di questa sera, un sondaggio politico destra liberale e non liberticida. Se è d'accordo con quanto detto da Luca Zaia, se volete rispondere di sì lo vedete in rosso 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring e potete ovviamente continuare a votare fin da ora. Vi do gli ospiti di questa sera di Ferdinando Avarino, Alberto Villanova della Lega, Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, Said Caibi, Alleanza Verdi Sinistra, Giuseppe Paolin della Lega, Jonathan Montanariello del Partito Democratico e poi alle 22:30 Sir Oliver Scardi, cantante. Questi dunque sono gli ospiti di questa sera in prima serata. Vi ricordo la nostra programmazione con alle 16 il nostro consueto film. Io ringrazio, siamo arrivati proprio al termine, quindi ringrazio i registi Alberto Pivetta e Edoardo Paris per averci seguito fin qua. L'appuntamento per la nostra edizione è per domani, sempre alla stessa ora, alle 12. Noi abbiamo aperto con questa notizia e chiudiamo con questa notizia, la liberazione di Alberto Trentini dopo 423 giorni di prigionia. È tutto, grazie davvero per averci seguito, arrivederci.